È diventata ormai una piacevole tradizione l'incontro tra i cittadini di Este con le città gemellate che si svolge ogni anno alla fine di settembre. Un festival che si pone come obiettivo principale di discutere sul futuro dell'Europa, secondo quanto previsto dal programma Europa per i cittadini. La città di Este ha quindi accolto con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera le città gemellate provenienti dall'Inghilterra, Francia, Germania, Croazia, Ungheria e le città amiche di Betlemme e Fredericksburg negli Stati Uniti. Meeting europeo 2019 della città di Este, anche quest'anno tantissimi amici dalle città gemellate insieme qui in Piazza Maggiore per ascoltare i nostri inni nazionali e soprattutto per fare rete e unione dei popoli. Le nostre identità sono importanti. Quest'anno il tema è la disabilità, ci siamo confrontati su questo tema molto importante per capire che tutti siamo uguali e tutti siamo diversi e nelle nostre diversità ci incontriamo. Numerosissima la partecipazione di studenti, giovani e cittadini, anche provenienti dai paesi limitrofi, che hanno partecipato alle numerose iniziative in programma e ad Euroyoung, la serata in Piazza Maggiore dedicata alla musica che incontra e unisce i giovani europei. Tutto questo possibile evidentemente allo sforzo del Comitato per i Gemellaggi che ho l'onore di rappresentare e presiedere e a tutte quante le famiglie che hanno ospitato e continuano a ospitare e a credere nei nostri progetti.